perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame. Forse, dice una variante, farà tutto. A causa del figlio dell'uomo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra ricompensa. Guai a voi che ora siete sazi, perché avete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Vangelo di Luca, capitolo 6. Dice Matteo: Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, cioè il lavoro, la dignità, la casa, la felicità. Voglio una chiesa separata dallo Stato. Privata, ma che sia finanziata da chi lavora. Voglio una chiesa libera da ogni compromesso, da ogni compromesso di corruzione, da ogni compromesso con governanti corrotti e corruttori, come i tribunali hanno già stabilito, che fanno mercato di scambio e di regime di prostituzione, adesso li chiamano escort, istituzionalizzati, che inneggiano la famiglia, si accompagnano con bagonate, parole dell'avvocato dell'utilizzatore finale. Questo governo, per concludere, lo sostiene una larghissima parte del mondo cosiddetto cattolico, lo sostiene Comunione e Liberazione, lo sostiene Comunione e Liberazione, ha la sua centrale nel Presidente del Consiglio. Sono nelle mani dell'Opus Dei. Faremo un giornale tagliato per presentare il Vangelo di Gentilini. Calderoni, l'uomo delle svecchiate porcate, è stato insignito dal premio internazionale Giovanni Paolo II, notate la motivazione, per avere nella sua azione politica tutelato e promosso la maiuscolo sacralità della maiuscolo vita in armonia con i principi cristiani e con la divina della Chiesa Cattolica. Peccato che non possono inneggiare alla sacralità della vita tutti i morti ammazzati che Calderone e compagni hanno ucciso nel mare, in Iran e in Afghanistan. Diceva
Concludo con una citazione del cardinale Mazzarino che se ne intendeva. Alla corte di Luigi XIV: il trono si conquista con le spade e i cannoni, ma si conserva con i dogmi e le superstizioni. C'è una differenza tra religione e fede. La religione è l'uso costituito che si fa di Dio. La fede è incontrare, come ha fatto Francesco di Assisi, la persona di Gesù Cristo, innamorarsene e farne innamorare. La fede è innamorare. Per questo cito l'ultima parola Don Lorenzo Milani nella lettera ad una professoressa, pagina 14, che dice che il problema degli altri è uguale al mio, sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l'avarizia. Io faccio la mia parte, voi fate la vostra. Ognuno, come dice Blaise Pascal, non può non fare una scelta, non può non prendere una posizione, perché non possiamo delegare a nessuno il valore e il senso della nostra vita, perché noi siamo incastrati e dobbiamo scegliere o la vita o la morte. Questa sera forse è già troppo tardi.